C'è chi ti promette la luna, chi ti promette le stelle, chi farà un nuovo universo se sarà il caso. Noi non ti promettiamo, facciamo. Media Triveneto, il nuovo network del Nord-Est. Chiama senza impegno lo 0434 31 63 25, orario ufficio, da lunedì al venerdì. info@mediatriveneto.com. Signor Sindaco, si riprende finalmente anche la parte turistica dopo i 2 anni sabbatici, no? Finalmente la parte turistica riprende in modo organizzato al 100%, c'è da dire che di fatto in questi 2 anni qua la riserva comunque è stata presa sicuramente da parecchi visitatori, presa non dico d'assalto ma sicuramente molto frequentata, anche perché rappresenta di fatto una perla incastonata tra il tagliamento, tra l'altipiano di Monteparat, con all'interno un bellissimo lago con dei colori splendidi, ed è stata sicuramente in questo periodo qua di limitazioni una meta presa sicuramente di mira da chi cercava qualcosa fuori dalla folla ma veramente di bello, esclusivo e naturalistico. Quindi questo ha rappresentato comunque un grosso afflusso di gente anche negli ultimi 2 anni, ma adesso ripartendo a pieno programma, con un programma più ricco di sempre, sicuramente contiamo di aumentare l'attrattività ancora di più. Finalmente si riparte. Sì, oggi è una giornata importante per noi perché dopo questi anni di stop possiamo ripartire a pieno con la nostra riserva, con quello che sono gli eventi e le scuole che hanno sempre frequentato e che finalmente potranno rigodere di questa che è una riserva tra le più particolari della regione. Senta, possiamo fare spoileriamo, intanto per dare un po' in anticipo qualcosa di particolare da vedere? Allora, per quanto riguarda gli eventi abbiamo un calendario molto folto quest'anno proprio perché volevamo dare l'idea proprio della ripartenza. Abbiamo una serie di eventi anche diversi dai canonici, quindi eventi dedicati al tagliamento, alla geologia, alla convivenza con il lupo, e poi eventi un po' diversi che sono questi concerti all'alba e al tramonto di sinfonie che sono state composte sul canto degli uccelli, che danno questa idea molto particolare di un nuovo modo di vivere la riserva. Bene, complimenti e buon lavoro. Grazie. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.